Qua presentiamo un piatto sempre tradizionale ma innovativo, presentato in chiave moderna, ed è un uraghe di spianata di Ozieri con ripieno di greviera, crema di greviera e ricottina. Il nuraghe di greviera e spianata di Ozieri di Mario Amati. Per preparare questa ricetta occorrono crema di greviera, greviera fresco, bieta selvatica, ricotta gentile, spianata di Ozieri, pomodori, burro. Spennellare la spianata di Ozieri con del pomodoro. Tagliare la spianata a strisce sottili. Arrotolare le striscioline così ottenute ed applicarle alle pareti di un bicchiere precedentemente imburrato. Una volta rivestito tutto l'interno del bicchiere, riempire il tutto con l'impasto preparato precedentemente con la crema di greviera, la ricotta, la bieta selvatica scottata e passata al mixer e il greviera grattugiato. Amalgamare la bietola rimanente nel mixer con brodo vegetale e greviera sino ad ottenere una crema fluida che verrà apposta sul fondo del piatto, sul quale si metterà il nuraghe. Una volta pronto, guarnire con dei dadini di pomodoro fresco. Questo è un piatto da servire freddo, quindi un piatto estivo e un ottimo antipasto da accompagnare con un vino abbastanza leggero.